Doppler è una persona estremamente interessante, ha avuto una vita molto interessante perché lui aveva una teoria sui segnali luminosi e acustici, questa è la cosa bene, che appunto portava a questa idea secondo quale un corpo in movimento, se emette un segnale, scusate, il segnale emesso dal corpo in movimento ha una lunghezza d'onda, una frequenza, quello che volete, che risente del movimento di questo corpo. Per cui se il corpo si sta allontanando da me, la lunghezza d'onda che io ricevo è più grande. Bene? E se si tratta di un fenomeno luminoso vuol dire che, ad esempio, parte blu e mi arriva rossa. Okay? Se si tratta di un segnale acustico vuol dire appunto che parte su una certa nota e mi arriva una nota più bassa. Questa è l'idea. Questa idea viene ritenuta completamente eretica sul tempo. Poi lui ebbe grandissime difficoltà a sfondare lo scetticismo del mondo accademico, fu messo in grandissime difficoltà per questo motivo, in particolare perché alcuni suoi seguaci decisero di fare un esperimento splendido per provare che lui aveva ragione. Fecero la seguente cosa: misero una banda musicale su un treno, un'altra banda musicale a terra, fecero suonare a queste bande musicali lo stesso pezzo, ok? E per vedere appunto che il pezzo suonato dalla banda musicale sul treno era a una frequenza più alta o più bassa, diciamo, a seconda del moto di questo treno. Va bene? Questa tecnica, diciamo, fu ritenuta particolarmente eretica dai nemici di Doppler e peggiorò ulteriormente la situazione di questa persona. Però questo effetto Doppler in astrofisica e in cosmologia è importantissimo perché ci permette di conoscere lo stato di moto degli oggetti celesti e sulla base di questo di conoscere la loro distanza. E la prima cosa che noi abbiamo scoperto in cosmologia, la cosmologia moderna, diciamo, è nata con le osservazioni di un astronomo di nome Hubble, il quale notò la seguente cosa: notò che gli spettri che sono rappresentativi, diciamo così, della distribuzione energetica emessa, diciamo, da vari oggetti celesti, gli spettri di galassie lontane erano sistematicamente spostati verso la lunghezza d'onda più grande, si dice verso il rosso, e la cosa viene interpretata come il fatto che la grande maggioranza delle galassie lontane si stanno allontanando dalla nostra. Siamo negli anni 30, 1930 circa, la conseguenza di questo tipo di osservazione fu l'idea che l'universo si sta espandendo. Questa cosa oggi non viene più negata da nessuno, oggi sappiamo di vivere un universo che si sta espandendo, nel senso che tutti gli oggetti si stanno allontanando l'uno dall'altro. Va detto con più precisione, tutti gli oggetti distanti stanno allontanando l'uno dall'altro. Per esempio la Terra non si sta allontanando da Sole, state tranquilli. Diciamo, a livelli del sistema solare o addirittura della galassia non succede assolutamente nulla, però tra una galassia e l'altra le cose vanno diversamente, le galassie si allontanano tra di loro. Il paragone che si usa fare per aiutare a comprendere le cose è quello di, supponete di avere un palloncino, di gonfiare questo palloncino, di fare con pennarello dei puntini neri su questo palloncino, e gonfiando il palloncino vedrete questi puntini neri che si stanno allontanando l'uno dall'altro. Okay? Questo paragone è importante perché serve a evitare un possibile fraintendimento. Non bisogna pensare che l'esplosione dell'universo sia qualcosa che ha un centro, una specie di grande esplosione per cui tutti i pezzi di questa esplosione si allontanano da un qualche centro dato. Ogni punto è il centro di questa esplosione. Ok? Esattamente come la superficie di un palloncino. Bene? Ogni punto si allontana dagli altri. Non c'è nessuna posizione privilegiata. Bene, allora, grazie all'effetto Doppler noi sappiamo che l'universo si sta espandendo. Prima importante informazione. E lo sappiamo attraverso questo spostamento verso il rosso. Lo spostamento verso il rosso è così spaventoso, diciamo, che se noi guardiamo per esempio un quasar, come si dice, a redshift, scusate, devo dire la parola redshift, i cosmologi usano una misura di questo spostamento verso il rosso, che è un numero che si chiama redshift, spostamento verso il rosso, che è il rapporto tra la differenza di lunghezza d'onda in partenza, in arrivo, diviso quella in partenza, diciamo, e usiamo addirittura questo numero per indicare le epoche cosmologiche. Per esempio, se io vi dico per esempio redshift dell'ordine di 1, bene, questo 1 già vuol dire miliardi di anni fa.
ok? Oggi vediamo galassie a redshift 10, che significa un sacco di cose. Significa innanzitutto che siamo diventati molto bravi a osservare le galassie distanti, ma significa anche che le galassie esistevano molto prima di quanto 20 anni fa pensavamo che le galassie dovessero nascere. Sono nate prima di quanto pensassimo, e questo è estremamente interessante e ha alterato la nostra conoscenza dell'universo. Quindi questo è uno spettro tipico, spostato sistematicamente verso il rosso, quindi la cosa non vi dice più di tanto. Allora, come interpretiamo i dati? Interpretiamo i dati con un modello che è vecchio di circa 100 anni, che funziona ancora abbastanza bene tutto sommato, e che utilizza il cosiddetto principio cosmologico o principio copernicano. Che cos'è questo principio cosmologico o principio copernicano? Come sapete, Copernico è colui il quale in qualche modo ci ha sganciati dall'idea che noi fossimo al centro del sistema solare. Bene? Sganciandoci da questa idea ci ha semplificato la vita. Uso dire ai miei studenti, alla domanda ma è il Sole che gira attorno alla Terra o la Terra che gira attorno al Sole? La risposta è come volete voi, è assolutamente irrilevante, uno gira attorno all'altro. Non è che sia più giusto dire la Terra gira attorno al Sole rispetto a dire il Sole gira attorno alla Terra. Bene? Il problema è che se al centro metto il Sole mi semplifico la vita. Okay? Perché il Sole è più grande, più massiccio, diciamo, e quindi diciamo, è più facile la comprensione dei fenomeni celesti se prendo il Sole come riferimento e uso gli altri pianeti, diciamo, e penso che gli altri pianeti girino attorno al Sole. Ma non c'è una verità giusta dell'altra. Copernico ci ha migliorato la vita, diciamo, ci ha semplificato la vita. E ci ha insegnato una cosa, ci ha insegnato a evitare di avere una visione antropocentrica. Okay? Allora, la cosmologia cosa fa? Cerca di allargare questa idea anche a livello cosmico, dicendo quello che noi osserviamo non riteniamo che sia un'unicità della nostra posizione. Quindi noi osserviamo che le altre galassie si allontanano dalla nostra, invece di dire siamo al centro del mondo e tutti gli altri si allontanano da noi, diciamo non possiamo verificarlo, ma ci aspettiamo che la stessa osservazione la farebbe un altro osservatore su un'altra galassia. Bene? Un'altra galassia, un altro osservatore direbbe attorno a me tutte le galassie si stanno allontanando. Prima cosa. Seconda cosa, noi non soltanto vediamo tutte le galassie si allontanano, ma vediamo che questa legge è più o meno la stessa in tutte le direzioni. Come si dice? L'universo è isotropo. Isotropo vuol dire che non distingue le direzioni. E diciamo, questa isotropia deve essere un fenomeno che vale per tutti. Questo è il principio cosmologico. Quindi, uguaglianza di osservazioni a parità di condizioni. Mettiamola in questi termini. Questo è il principio cosmologico. Tecnicamente dice tutti gli osservatori commoventi, che è una parola un po' complicata, diciamo, alla stessa epoca cosmica, cioè a patto di fare osservazioni alla stessa epoca, troveranno la stessa legge di Hubble, la stessa legge di espansione universale. Sulla base di questo possiamo semplificarci ulteriormente la vita, possiamo scrivere delle leggi che sono molto semplici e sulla base di queste leggi cerchiamo di interpretare le osservazioni. Fin qua tutto va bene. Okay? Allora, vi dicevo prima, io guardo nel passato, quindi questi grafici, questi disegni, sono indicativi appunto di questa idea. Qui siamo noi, okay? Guardiamo in varie direzioni, e guardando in varie direzioni vediamo all'indietro nel tempo. Okay? Formalmente a distanza grandissima da noi c'è quello che si può chiamare il Big Bang. Il Big Bang nell'idea, diciamo, standard è l'origine dell'universo, l'origine dei tempi. Prima non c'è stato nulla, assolutamente nulla. Se il Big Bang c'è stato, poi casomai di questo discuteremo, oggi stendo a pensare, a essere sinceri fino in fondo, che il Big Bang non ci sia mai stato. È una semplificazione eccessiva del pensiero pensare che sia stato il Big Bang, ma facciamo finta che sia stato, tanto non cambia niente. Il Big Bang, per capirci, è attorno a noi. Okay? È una specie di superficie che ci circonda. Non soltanto, ma come uso dire, io abito a Vicenza, lavoro a Padova, quando mi sposto da Vicenza a Padova me lo porto un po' con me, ci sposta un pochettino. Questa è l'idea. Non è un fatto oggettivo, è un fatto che ha a che fare con chi lo osserva. È a una certa distanza, ma è legata a chi lo osserva. Benissimo. Seconda cosa, vedete, in questo grafico
c'è l'idea che a un certo punto c'è una specie di nube, di nuvola, non mi consente di vedere al di là. Che cos'è questa nuvola? Questa nuvola, diciamo, assomiglia alla fotosfera solare. Va bene? Voi sapete probabilmente, quando guardo il sole, va bene? Quella palla luminosa che io vedo è la cosiddetta fotosfera. È la superficie esterna del sole, all'interno c'è un plasma di protoni, elettroni, eccetera, eccetera. Okay? Dentro questo plasma la radiazione continua a avere degli urti. Quando finalmente arriva alla superficie, questa radiazione si muove liberamente e ci raggiunge. Allora, la fotosfera è, diciamo, la parte più esterna di questa palla molto densa, all'interno della quale la radiazione continua ad avere urti. Okay? Nel cosmo succede esattamente l'opposto. Noi siamo nella parte libera, a una certa distanza da noi, la situazione diventa molto più densa e la radiazione da quella distanza in poi ci raggiunge liberamente. Non riusciamo a vedere dentro, come si dice, il mezzo otticamente spesso, è opaco. Bene, non riusciamo a vedere dentro. In termini di radiazione riusciamo a vedere dentro, però abbiamo delle altre tecniche per vedere come stanno le cose. Questo giustamente per ribadire il concetto. Il Big Bang è al di là di questa nube, c'è, è al di là di questa nube, ok? Noi attraverso la radiazione vediamo solo fino a questa nube, diciamo, ma abbiamo altre tecniche per cui riusciamo a vedere al di là. Benissimo. Fin qua, diciamo, questa è la comprensione del cosmo che noi abbiamo. Ho usato un'attitudine basata sul principio copernicano che mi dice, siccome non voglio avere una visione antropocentrica, preferisco pensare che tutto l'universo sia fatto così come lo conosco io. C'è questo cartoon che viene spesso usato nei seminari di cosmologia, in cui c'è un pesce figlio che chiede al pesce padre, dice, papà, che cos'è l'universo? E il pesce padre risponde, guarda, l'universo, figlio mio, è una grande vasca piena d'acqua, perché giustamente la sua esperienza di vita è stato vivere all'interno di una vasca piena d'acqua e tende a pensare che tutto l'universo sia fatto come una vasca piena d'acqua. Detto altrimenti, il limite di questo atteggiamento è quello di pensare che ciò che noi osserviamo debba essere universale. Non è ovvio. Anzi, oggi si tende a pensare il contrario. Si tende ad avere un atteggiamento ancora più copernicano che dice non soltanto non vogliamo avere una visione antropocentrica, ma è molto probabile che altrove da noi, da dove viviamo noi, la situazione possa essere anche molto diversa. Che molte condizioni fisiche molto diverse dalla nostra possono essersi realizzate in parti diverse del cosmo. Saltiamo questa relazione perché è troppo difficile e passiamo a questa. Questa che cos'è? È una banalissima mappa dell'illuminazione di una parte del pianeta Terra. Non so se riesco a farvi vedere l'effetto, vediamo se ce la faccio. Ok? Allora, vedete come è fatta questa illuminazione. Ci sono delle zone molto illuminate, qui riuscite a riconoscere per esempio Roma, Napoli, la pianura padana, vedete, noi siamo più o meno qua, ok? Poi vedete che ci sono delle altre, qui c'è Parigi, ok? Insomma, Madrid, scusate, Parigi, certo. Qua vedete che in Africa c'è un po' di luce qui sulla costa e non c'è quasi niente qua. Perché? Perché queste sono mappe che in qualche modo risentono della presenza di popolazione e addirittura, dovrei dire più, della ricchezza. Ok? Allora, questa mappa la mostro per darvi queste idee, essenzialmente. Per millenni, l'astronomia che cosa ha fatto? Ha cercato di ottenere informazioni sulla composizione del cosmo sulla base della luce.